Vuote sono anche purtroppo le casse della Caritas del Santissimo Crocifisso di Taranto dopo un furto che è stato perpetrato nei giorni scorsi. Abbiamo al telefono con noi Don Andrea Mortato, parroco del Santissimo Crocifisso. Buongiorno Don Andrea. Buongiorno a te Francesco e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Ieri è arrivata la notizia che i carabinieri sono riusciti a recuperare una parte di quello che è stato rubato nei giorni scorsi, ma insomma, tra virgolette, il piatto piange. Entro venerdì bisogna sfamare circa 80 famiglie, Don Andrea, quindi c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Sì, noi siamo davvero grati al lavoro che i carabinieri hanno svolto in maniera celere il giorno stesso in cui ci siamo accorti del furto. Però purtroppo, a differenza di quanto è emerso invece da diversi articoli proprio ieri, non è stata recuperata tutta la merce, ma soltanto una minima parte di quello che ci avevano sottratto. Che cosa serve, Don Andrea? Noi siamo stati vittime di un furto che ha preso in realtà quasi tutta la roba di prima necessità, quindi pasta, caffè, salsa, tutto quanto serve per poter riuscire a provvedere a quel bisogno che le nostre famiglie mensilmente chiedono alla nostra Caritas parrocchiale. E chi volesse partecipare, insomma, lanciamo un appello anche a chi ascolta Cittadella la radio, chi volesse partecipare, contribuire in qualche modo a donare, che cosa può fare, come può farlo? Allora, noi abbiamo in questo momento la possibilità anche di potersi rivolgere in parrocchia. Nel pomeriggio si trova la segreteria sempre aperta, quindi è possibile recarsi direttamente in parrocchia. Lì dove c'è una difficoltà, dal 1° novembre la Provvidenza ha voluto che i Cavalieri di Malta presso il supermercato Conad di Via di Palma avessero messo a disposizione un carrello di spesa sospesa, quindi se ci fosse qualcuno con difficoltà di raggiungerci in parrocchia si può anche lasciare nel carrello della spesa sospesa quella che può essere la gratuità e la generosità dei nostri ascoltatori. Insomma, le possibilità sono tante: o comprate dei generi alimentari e li consegnate nel pomeriggio direttamente in parrocchia, oppure magari possono lasciare direttamente un'offerta in parrocchia, immagino, Don Andrea. Sì, oppure se fate la spesa al Conad di Via di Palma, ecco, lì c'è un carrello sospeso che poi insomma serve a sostenere le famiglie aiutate dalla Caritas del Santissimo Crocifisso. Certo. Don Andrea, un'ultima domanda perché siamo quasi in chiusura. Ha visto un aumento della povertà in questo momento? Lo ricordiamo, la chiesa del Santissimo Crocifisso è nel pieno centro di Taranto, ma questo non significa che anche lì non ci siano delle significative sacche di povertà? Assolutamente no, noi abbiamo fatto un aumento, abbiamo avuto un aumento delle famiglie con difficoltà nel giro di pochissimi anni. Io sono crocifisso da 3 anni e siamo passati da una trentina di persone che assistevamo a quasi un'ottantina di persone, con una fascia di popolazione che varia da famiglie molto giovani a persone molto anziane che purtroppo non riescono a arrivare a fine mese con la pensione. Chi sono oggi i nuovi poveri che incontra in parrocchia, Don Andrea? Ma ci sono povertà diversissime, quelle che io incontro in parrocchia, dalla povertà economica a povertà sociali, gente totalmente abbandonata che magari ha bisogno non della spesa che noi possiamo portare, ma di un orecchio per ascoltare, un cuore che sappia sentire quel grido di bisogno di aiuto che queste persone chiedono. Ci dicevamo sempre che saremmo usciti migliori dal Covid. Dal punto di vista della solidarietà è stato così o no? È stato così nel periodo della pandemia più stretta, abbiamo avuto tanta generosità. Poi si è tornati invece forse al pre-pandemia, se non peggio in alcune situazioni, perché ci si è chiusi proprio in se stessi. Grazie Don Andrea, allora lo ricordiamo, c'è la possibilità, c'è bisogno insomma di sfamare 80 famiglie dopo il furto che è stato perpetrato alla Caritas, quindi avete 3 possibilità: andare in parrocchia al Santissimo Crocifisso, donare dei generi alimentari che acquistate voi, fare un'offerta, oppure la spesa il carrello sospeso al Conad di Via di Palma. Insomma, un piccolo gesto che vale poco, diciamo, forse per chi lo fa, ma vale tanto per chi lo riceve. Grazie.